Buongiorno amici, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, Indiana Ips oggi vi parla dei piani di Praglia. È il 5 settembre del 2021 e sono venuto in questa bella giornata nella zona dei piani di Praglia, che oramai abbiamo avuto modo di conoscere già altre volte, per fare una bella escursione. Una volta arrivati quasi in vetta troveremo un posteggio dove lasceremo l'auto e di lì inizierà il percorso che ci porterà a fare l'anello dei laghi del Gorzento. Incontreremo il lago Badano, incontreremo il lago Lungo e il lago Bruno. Chi è che mi accompagna oggi in questa gita? Beh, oramai avete già avuto modo di conoscerli quando abbiamo fatto l'escursione dal Faiallo al Monte Begua, quando abbiamo fatto l'escursione del lago del Brugneto. E sono i miei amici Corrado e Claudio, oppure per par condicio Claudio e Corrado. Come potete vedere, i piani di Praglia, quando la giornata tende a essere soleggiata, regalano un panorama molto bello, e questo panorama in parte ci accompagnerà nella nostra gita. Dei tre laghi nominati poco fa ce n'è uno, il lago Badano, che è asciutto oramai da 15 anni, forse 20, non ricordo bene, perché dovevano fare della manutenzione alla diga. Chissà se lo riempiranno, chissà se finiranno i lavori. In Italia purtroppo cattedrali nel deserto ne abbiamo tante. Ora partiamo da questo punto, dal quale inizia anche, questa è una bella cosa, un sentiero per i portatori d'handicap. Certamente non è un sentiero escursionistico, però è un bel pezzo di strada nel verde che si addentra in questo incantevole paesaggio che i piani di Praglia offrono. Vabbè, dai, ora basta parlare perché altrimenti perdiamo tempo. Scendiamo dalla macchina, mettiamoci gli scarponi, prendiamo i nostri zaini e andiamo a fare la nostra gita. Ci vediamo tra un po'. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. Siamo arrivati a quello che
si potrebbe definire il prototipo dei frigoriferi, delle ghiacciaie. Questa è una neviera, ce ne sono moltissime in questi posti, dove veniva raccolta tutta la neve che cadeva durante l'inverno, che serviva poi per tenere al fresco i cibi e le bevande durante le stagioni più calde. CJ Ike, they ain't no longer a bomb. They ain't no longer a bomb. They ain't no longer a bomb. CJ Ike, they ain't no longer a bomb. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep waiting on my seat. Know that the ride or die. I keep waiting on my seat.
ed eccoci di nuovo sul sentiero che chiude l'anello che ci riporta dove abbiamo posteggiato. Sullo sfondo vediamo le prime automobili che ci indicano che la giornata sta arrivando alla fine. È stata una bella giornata, una bella camminata, ci siamo divertiti, ci siamo un po' stancati, ma questo fa parte del gioco e senz'altro ritorneremo presto sui sentieri della nostra Liguria a godere di questa bella natura che questa terra ci regala. Grazie a tutti di averci seguito, un grazie a Corrado, un grazie a Claudio e alla prossima. Ciao ciao!